Ciao da Nicoletta, perdonate la location, ci siamo imbucati durante il corso di memoria mentre le persone fanno un esercizio, perché Samu, che al di là della camera, mi ha trovato una pillolina carinissima. Te la leggo subito. C'era una volta un asino che con il suo padrone saliva ogni giorno su per le montagne a raccogliere il legname. Un giorno, come tanti altri, raggiunta la cima, il padrone iniziò a raccogliere la legna e la caricò sull'asino. Quel giorno però decise di scendere da un sentiero di montagna che non frequentava spesso. Percorrendo il tragitto trovò a terra un pezzo di legno e decise di aggiungerlo al carico dell'asino, pensando che un solo piccolo pezzo non potesse fare poi così tanta differenza. Scendendo verso valle trovò nuovamente altri pezzi di legno isolati, che ogni volta raccoglieva e aggiungeva al carico del povero asinello, pensando ogni volta che un po' di legno in più non potesse nuocere all'asino. Fino a che l'asino, esausto, crollò a terra a causa dell'eccessivo peso, non potendo più accompagnare il suo padrone per molti giorni a venire. Morale: nella vita non dovremmo esagerare nel caricarci di tante piccole cose che, sommate tra loro, procurano un peso eccessivo. Rischiamo di accorgerci del danno quando ormai è troppo tardi. Cosa significa? Perché io le leggo sempre in diretta per la prima volta, perché mi piace essere poi spontanea nel darvi il commento. Cosa significa questo? Significa che, è vero, molto spesso noi cosa facciamo? Non ci rendiamo conto e continuiamo nel privato, nel lavoro, in qualsiasi ambito a sovraccaricarci di cose dicendo ma sì dai, uno in più cosa cambia, uno in più cosa cambia, uno in più cosa cambia. E vi parlo un'iperattiva che ama fare un sacco di cose. Cos'è che cambia? In realtà cambia tanto, perché una più una più una più una più una, a volte il peso poi diventa eccessivo da tenere, a volte poi quando abbiamo troppe porte aperte, quando abbiamo troppe cose, cosa succede? Non riusciamo ad essere così focalizzati, non riusciamo a essere così potenti come potremo essere. Allora, qual è quel peso eccessivo che è meglio che tu in questo momento lasci stare? Cos'è quella cosa che è meglio che tu lasci andare? Qual è quella cosa che non ha senso che sia? Qual è quella cosa di cui ti sei caricato in modo eccessivo? Quali sono quei piccoli pezzettini che dicevi ma sì dai, una cosa in più cosa vuoi che sia, una cosa in più cosa vuoi che sia, una cosa in più cosa vuoi che sia, e poi ti hanno fatto cadere a terra stremato? Cos'è tutto questo? Come puoi scegliere? In base ai tuoi valori, in base alla tua identità, in base a cosa vuoi davvero, in base a chi sei davvero. Di che cosa caricarti? Perché se è qualcosa che risuona, in realtà non è un carico. I carichi sono quando fai qualcosa per dovere, per schemi, e spesso quegli schemi non sono neppure i tuoi schemi, sono schemi derivati dal passato, retaggi culturali, sensi del dovere, sensi di colpa. Vai oltre, perché non vorrei che tu cadessi stremato come il povero asinello, e con l'augurio di scegliere sempre ciò che ti risuona nell'anima con coraggio, determinazione e amore. E da Lugano è tutto per ora. Ciao ciao ciao. Fly far away, used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money.